I carabinieri del nucleo investigativo di Palermo hanno eseguito un provvedimento di confisca di 2 milioni di euro emesso dalla sezione di misure di prevenzione del Tribunale di Palermo nei confronti di Stefano Polizzi, palermitano di 67 anni. Con la sentenza della Corte di Cassazione il provvedimento è diventato irrevocabile. Stefano Polizzi è stato arrestato ad aprile del 2012 nell'ambito dell'operazione denominata Sisma, con l'accusa di avere commesso 2 tentate estorsioni aggravate e di essere vicino ai vertici della famiglia mafiosa di Misilmeri. È stato quindi condannato a 4 anni di reclusione, sentenza diventata irrevocabile a marzo del 2017. Polizzi è detenuto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere perché è stato nuovamente arrestato nel novembre del 2018 nell'operazione denominata Cupola 2.0, in quanto ritenuto dagli investigatori il reggente della famiglia mafiosa di Bolognetta e condannato in primo grado a ben 17 anni di reclusione. Sono stati confiscati inoltre 2 imprese a Bolognetta nel settore dell'edilizia, un immobile a Bolognetta, una quota di un panificio a Marineo, un immobile sempre a Marineo e 5 appezzamenti di terreno a Bolognetta e un'abitazione rurale a Bolognetta. Inoltre sono stati sequestrati 8 automezzi e 8 rapporti bancari.